Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutte e a tutti, 29esima puntata della sesta serie del Giro del Mondo in 80 giorni. Stiamo arrivando a meta con la nostra stagione. Con me sulla navicella della mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le persone che ci ascoltano e ci ascolteranno. Vi invito a guardare con attenzione i francobolli che Gianluigi mette sulle nostre cartoline postali, nonché locandine della trasmissione, perché sono veramente molto belli e frutto di attente ricerche. Ore notturne per la ricerca di francobolli. Che fra poco non verranno dismessi, anche perché in Danimarca hanno tolto il recapito, la consegna della corrispondenza, quindi saranno sempre vediamo se riusciamo a fare una puntata. Allora, oggi abbiamo grandi ospiti come sempre nella nostra mongolfiera. Siamo già arrivati alla sigla. Andiamo col primo brano, Gente distratta, della Patti, la nostra Patti. Oggi avremo tutte le canzoni cantate da lei e ascoltiamoci Gente distratta. Cosa resta del passato che non riesci a mandar giù? Il mare oggi è proprio un olio blu. Ma qui nessuno ti ha perdonato quando da casa te ne sei andato. Quanti progetti in mente, puoi finire a guardare il cielo, amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo. Gente distratta che viene e va. Cosa resta del passato? Forse una 500 blu e un giradischi rovinato che ormai non va più. Tuo padre non ti ha mai parlato, per questo forse l'hai odiato. I grandi hanno sempre da fare e adesso cerchi un figlio per parlare, amando, sognando, crescendo,
gente distratta che viene e va. Gente distratta che viene e va, amando, sognando, crescendo, correndo, ti prendo. Gente distratta che viene e va. Fatti con gente distratta Radio Nostra. Adesso Rossella, nella nostra mongolfiera, chiamiamo il nostro primo ospite. Restiamo a Venezia. Con noi nella nostra navicella sale Paolo Levorato. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Buonasera. Benvenuto a bordo. Paolo, piccoli coriandoli per un grande carnevale. Quanti anni sono passati? Beh, sono passati molti anni, molto probabilmente tu ti riferisci al carnevale di Venezia, ma ho vissuto tanti carnevali anche a Mestre, Campalto, Maerne, Ne hai fatte, Tre Borghi, esatto. tutto. Ne hai fatti di cose di tutto, dalle Avogalonga alla regata storica, sei stato l'ideatore, avevo letto anche del chilometro lanciato, cos'è? Del chilometro del corso, no? A Allora, Mestre. il chilometro del corso l'ho pensato, ideato, organizzato e speakerato per i primi 3 anni. Poi per motivi personali ho dovuto smettere. L'ho fatto poi la 6ª edizione quando l'hanno chiamata 1000 metri, perché nell'organizzazione ci sono state delle lotte, e poi ho fatto l'ultimo nel 2004. In ogni modo, ideato, organizzato, pensato, e tutto è nato a Napoli. E quindi di tutte queste adesso ti mancava, adesso suppongo che hai fatto il corso di cinese, adesso a novembre vai a Shanghai. Cosa vai a fare a Shanghai? Cintura. Allora, intanto prima hai accennato alla Vogalonga, ricordiamo che domenica prossima, domenica 24, c'è la Vogalonga, Ah, è che è vero. una manifestazione importantissima, ci saranno oltre 2000 barche, non so darti il numero preciso, ve lo darò domenica. In ogni modo circa 10.000 vogatori che vengono da tutto il mondo, addirittura dall'Australia, un po' da tutto il mondo, che hanno prenotato immediatamente appena aperte le iscrizioni. Quindi non mancate, veneziani e non veneziani, nei 32 chilometri del percorso, perché è uno spettacolo vedere 10.000. Andiamo in Cina. Sì, Allora c'è ho letto questo appunto grande... questa maratona di verticale, adesso che cos'è? No? Raccontaci un po'. maratona verticale, che non è, ricordiamo a Cesare quel che è di Cesare, è un'invenzione un po' americana. Lì hanno tanti grattacieli, e addirittura
un veneziano ha vinto una di queste gare, non mi ricordo in che anno, e si sale ai gradini di corsa e poi ogni organizzazione fa delle regole a cronometro, a tappe e quant'altro. Per tornare a Shanghai sono 600 metri di salita e quindi non so ancora bene l'organizzazione com'è, mi hanno chiesto di andare, siamo in trattative per non tanto per l'ingaggio quanto per come organizzarci. Mm. Hanno chiamato Paolo Levolato non perché è una Com'è grande... successo questo Ma è successo che credo siano alla seconda, terza edizione, non edizione? sono preciso su tutto, ci sono molti italiani che partecipano, quindi ci saranno degli speaker in italiano, in cinese naturalmente, poi ci sarà l'inglese e via. Mi hanno sentito un po' a Venezia, mi hanno avvicinato a Venezia, ci sono varie associazioni dei cinesi, a parte tutti i cinesi che vediamo nei bar, nei ristoranti e quant'altro, ma ci sono anche molte associazioni culturali, la famosa, il famoso Marco Polo, Sì. che si dice che ha introdotto la via della seta e lì i cinesi dicono attenzione che la via della seta Marco Polo ha saputo farla sua, ma è nata qualche secolo prima di Marco Polo, insomma. È importante conoscere anche le realtà degli altri, non crediamo di Mm. essere gli unici al mondo, siamo bravi, siamo belli. Io mi sento mestrino, veneziano, veneto, italiano, europeo, ma soprattutto mi sento una persona viva che vive il mondo attorno a sé, insomma. Sì, ma appunto sei, oltre a fare appunto il cronista delle manifestazioni, hai fatto anche radio, hai fatto anche TV, hai un tuo programma su una televisione. Allora, dovrei riprendere anche lì, però vabbè, dopo ne parliamo Vabbè, casomai nel insomma, seguito. Però la mia passione è sempre stata prima lo speaker, che lì non ci piove, e poi nell'ordine la radio. La televisione la faccio volentieri perché riesco a portare dei personaggi che parlano, per esempio ho portato tanti medici, tanti industriali che raccontano il nostro territorio e tanto per tornare sempre ai medici, fanno anche della prevenzione che non è mai male. Fammi Certo. domande, non fammi parlare troppo. No, no, va bene. Ascolta, nella tua vita hai intervistato tantissime persone, no? Ne hai avute. Chi è stato diciamo, il più simpatico, non diciamo il più antipatico poi, ma magari quello che ha creato più problemi senza fare il nome, ma uno dei più simpatici che hai conosciuto, che è stato il tuo ospite, che... Allora, io perché non è che non abbia la risposta pronta, però cerco di venirti incontro. Allora, la cosa che mi ha, allora, è stato nel mio io, nel mio essere, parlare con la gente, essere tra la gente. Quello che mi ha dato il là è stato l'Istituto La Pietà di Venezia. Ah. L'Istituto della Pietà di Venezia aveva una succursale alle Grazie, Precanziol Grazie, quindi provincia di Treviso, in una villa donata da un nobile veneziano, dove c'erano dagli 80 ai 90 bimbi dai 2 ai 6 anni. Qualche amico, qualche amica mi ha accompagnato e poi abbiamo preso il vizio di andare tutte le domeniche dalle 14 alle 18 e lì ognuno di questo gruppo prendeva 3 o 4 bambini, poi c'era anche qualche altro gruppo, però ne rimanevano sempre una cinquantina da soli. Da Allora io non ho mai preso nessuno e giocavo con i 50. Mi chiamano ancora, mi telefonano ancora. Proprio ieri c'è stato il compleanno di uno di questi bambini, mi chiamavano Zio Alleluia. ah, E lì ho cominciato a parlare, a cantare. Io che sono suonato una campana e cantavo sempre Alleluia perché era una canzone che mi veniva bene, Gloria, Gloria, Alleluia e via, con 19 suoi compagni di valore e via. E si giocava, sì, poi abbiamo portato il circo, ne abbiamo fatti di tutti i colori. Non mi prendo il merito, mi prendo
il mio io che lì ho cominciato. Poi Peternella, non so se lo Sì, conosci, se te lo ricordi, un sì, grande giornalista, Mirko sì, Peternella, ci ha scoperto, ci ha portato in televisione su Cronaca che Italiana per la volta faceva sempre. rugby, no? Mi pare Peternella, era Esatto, radiocronista, bravissimo. telecronista per il rugby. Sì, esatto, no, ha fatto, sì, del rugby era la sua Sì, materia, poi era ha il fatto suo, anche sì. ciclismo, purtroppo è molto giovane Mm. proprio, e mi ha reso un po' popolare e quindi la gente mi chiamava vieni qua, vieni là. Io però sarei nato organizzatore. Mm. Poi diciamo che continuo ancora a organizzare delle cose. Pronto? Premio. Abbiamo- Sì, mi senti? Era saltato. Pronto? Siamo arrivati che sei pronto sempre a organizzare degli eventi. Sì, organizziamo gli eventi, però fare lo speaker ormai è un po'. Allora ti racconto un aneddoto, Sì. vediamo se sei veloce tu a rispondermi. Un bimbo quando comincia a parlare, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, un Anche un anno, po' 2 più anni, tardi, un annetto, 8 mesi, un un anno, anno. perfetto, Mm. perfetto. Allora io sono stato speciale, non ho mai balbettato, ho cominciato a parlare subito bene, Subito col microfono, subito insomma. bene. Esatto, no, con un bicchiere, però a 5 anni. Ah. Prima non avevo detto nessuna parola. Ma ecco perché Mi allora, vengono di no? fare le domande anche chi è che ti affianca, che deve farmi le domande? La Rossella. La Rossella che però purtroppo di sport non sa molto. No, beh, ma io no, lo sport è stata l'ultima cosa. Tanto un'altra cosa che vi racconto, io sono appassionato al ciclismo. Sono anni che non faccio più ciclismo, l'ho fatto anche a livello professionistico a Napoli e in altre parti, però vabbè, dopo ho fatto anche ultimamente a Nettuno il baseball, che non avevo mai visto dal vero. Fantastico, non il gioco perché non l'ho ancora capito, ma fantastico il pubblico perché la partita di baseball può durare anche 4-5 ore. Certo. Allora vedi queste persone che arrivano con panini, vino e quant'altro e sono famiglie intere che vanno alla partita di baseball. Io ti dico quello che ho visto a Nettuno. Nettuno in Italia è la società che ha vinto più Sì, trofei a livello europeo. diciamo che è la Juventus del baseball, no? Perfetto. Mi Non fa so chi è ridere la perché Juventus, ma insomma se tu me lo Sì, porti sì. come esempio. Ascolta, non solo il baseball, ma anche il basket. Fatalità stasera sta giocando anche la Reia, la seconda partita, che ce la stiamo perdendo. Anche del basket, ho letto che c'è stato anche arbitro. Sono stato arbitro a livello regionale vuol dire che potevamo arbitrare fino alla Serie B, Sì, ma ho scoperto ben presto che non era no, la mia strada. l'ho fatto anch'io Allora, quando c'era l'arbitro di pallacanestro, di pallacanestro, poi di pallamano fino in Serie A. ecco, Ecco, conosco la pallamano grazie a Zanotto, sì, Massimo Zanotto. sì, Ecco, perfetto. Ma ti dicevo che per quanto riguarda il basket, ho fatto l'arbitro e però prima di essere arbitro ero tifoso, per modo di dire, della Duco Mestre, eravamo in della Duca serie Mestre, sì, era in Serie B, esatto. che poi dopo è Allora, salito. noi si giocava al Palazzetto dello Sport in via Olimpia, di Sì, fronte al vecchio ospedale dove Umberto c'è la I. piscina adesso anche. Perfetto, però non era grandissimo e c'era la tribuna sopraelevata, no? Allora Sì. il mio compito era, quando c'erano i capi, che vai Revorato, vai Paolo, allora dovevo dire arbitro, Birichim, e tutto lo stadio diceva il resto. E tutto lo stadio diceva il resto. Va bene, dai, bene. ne hai fatte di cotte e di crude, ne hai passate tante, insomma. E adesso ti mancava Non sono appunto sempre stato all'Oriente. bravo, No, sei sempre stato Eh, bravissimo, cioè l'unico speaker
che tutti conoscono e che conosciamo, sei tu, insomma. Vabbè, certo. Allora mi hanno fatto Cavaliere della Repubblica, Ufficiale della Repubblica, hanno scritto 2 o 3 libri, mi hanno menzionato in altri libri, ma il fiore all'occhiello per conto mio sarà anche ma non lo so. Una ragazza si è laureata in Scienze delle Comunicazioni Sì. a Padova e ha fatto la tesi su come parla Paolo Revolatto al pubblico. Interessante. Complimenti. Bello, questo mi piace molto. Vero che è strana? Sì. Caspita. No. Ogni modo ho fatti veramente di tutti i colori perché diciamo sono partito dal patronato, ma non disdegno ancora oggi gli inviti a piccole manifestazioni che amo, insomma. Sì, ma poi si vede che ti diverti, insomma, che ti piace, cioè si sente. Quello lì non è un pregio, è far vedere che mi diverto, non dovrei farlo vedere. No, ma insomma si sente ormai che ti piace, che sei. Sì. Va bene, Paolo. Allora ascolta. Aspetta, ti racconto questa. Allora, domenica 31 maggio c'è la manifestazione di primavera a Sant'Erasmo. Sì. E poi sono 48 anni che vado lì. E poi alla prima domenica di ottobre c'è la festa del mosto. Naturalmente c'è sempre una regata sia al 31 maggio che il 31 maggio era 2 giugno perché era la festa, ma il 2 giugno adesso va e viene, vabbè, allora 31 maggio quest'anno. Ma la prima domenica di ottobre, secondo te, che date può avere? La prima domenica di ottobre avrà l'1? L'1, 2, 3, c'ha anche il 30 settembre, perché è più vicino al 1 di ottobre. E quindi è il 30 settembre allora? No, è la domenica che decidono. La prima domenica di ottobre, la chiamano ancora così, però può essere domenica 30 settembre o domenica 7 ottobre. Ma te lo racconto come particolare, no? Perché uno dice, ma dici che è la prima domenica di ottobre? Lo dicono loro? Vabbè. Dimmi qualcos'altro. No, basta, ti dico grazie mille per questa chiacchierata. Siamo andati anche oltre quei minuti, adesso abbiamo anche i prossimi ospiti. E buon viaggio a Shanghai, che insomma è interessante la cosa. Allora, vi terrò informati. Non abbiamo parlato molto di Shanghai perché esatto. Nello specifico non sono preparato. Quando torni ci racconterai di Shanghai. Va bene, se torni. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. E mettiamo appunto Arrivederci, cantata da Patti, non a caso. A risentirci, va bene? Ciao. Ciao. Dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci per una volta ancora, è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco. Fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci.
esco dalla tua vita, salutiamoci, arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci, con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci, con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci Patti, cantata da Patti a Radio Nostra, e adesso andiamo a Caorle con la nostra mongolfiera. Il viaggio è breve, è vicino, e sale con noi sulla nostra navicella Raffaella Fabbris. Buonasera Raffaella. Buonasera a tutti, Benvenuta a bordo. grazie a voi per avermi invitato. Allora, perché abbiamo chiamato Raffaella? Perché penso che sia capitato a tutti, no, di ricevere un po' di telefonate. Dico un po' di telefonate, a me in un giorno sono capitate 20 telefonate da parte dei call center che ti chiamano per cambiare i vari produttori, gas, luce, telefono, eccetera, eccetera. Ma quanti call center, Raffaella? Come funziona un call center di questo genere qua? Hanno la possibilità di fare contratti con tutte le compagnie? Raccontaci un attimino, visto che tu eri titolare di un call center, come funzionano? Allora, bisogna partire da un presupposto che i call center al giorno d'oggi sono varie sfaccettature di tipologia di call center. All'inizio erano tutti orizzontati con i vari gestori, più che altro all'epoca telefonia. Ora si è allargato un po' a tutto il mondo di quello che si può vendere, chiamiamolo così, dalla telefonia ai servizi, come hai detto tu, luce e gas, all'olio, ai materassi, Sì, all'acqua, cioè abbiamo un mondo Agli impianti infinito. acustici anche mi hanno Ah, chiamato. tutto. Chi più ne ha più ne metta. I call center sono vari, nel senso, ci sono call center per presa appuntamento, ci sono call center per vendita, cioè contratti telefonici che non sarebbero molto a norma, diciamo, con le varie registrazioni vocali non sarebbero più, non si potrebbero più fare. Poi c'è il ramo call center gestione cliente, che è una cosa molto diversa da chi ci tartassa di telefonate tutti i giorni. Questi qua Nel sono, senso, questi dimmi sono, pure. questi sono delle aziende che quindi chiamano questi, Allora, gli sì, sono ultimi che, delle gli ultimi che aziende. hai detto. Gli ultimi che ho detto, praticamente gestione cliente, è un servizio che l'azienda, di solito sono le grosse aziende, senza fare tanti nomi, che predispongono questi numeri servizio cliente
che vengono contattati o contattano loro il cliente perché è un cliente in loro gestione, cioè ti chiamano perché sanno già che tu fai parte di chiamiamolo, di quell'azienda. Tu sei già un cliente, quindi Sì. cercano di gestirti nel miglior modo, aiutarti a sistemare quello che hai già e alle volte anche a venderti, perché logicamente che il Certo. finale è sempre comunque la vendita. Mm. Questi sono i call center un po' più tra virgolette, per i lavoratori tutelati, nel senso che il più delle volte hanno dei contratti, diciamo, veri e propri. Questo è quello che riguarda il mondo di gestione cliente, quello che ad oggi io faccio sostanzialmente. Poi c'è il mondo di presa appuntamenti, che sono dei grossi call center, che ne abbiamo anche alcuni in Italia abbastanza grossi, che assumono o il più delle volte pagano ad appuntamento preso. Per appunto questi ragazzi devono prendere, fissare degli appuntamenti per i vari consulenti di qualunque prodotto sia in questo caso. E questa è una parte un po' bruttina, perché al giorno d'oggi chi sente un call center la prima cosa che fa è chiudere la telefonata. Sì. Il ragazzo è lì e il più delle volte o la ragazza vengono pagati per presa contatto ed appuntamento. Quindi a cottimo Quindi, vengono pagati. esatto, non hanno un E fisso. quindi se noi buttiamo giù, se noi chiudiamo subito, non ho niente. Non prendono niente, loro Stanno sostanzialmente lì comunque. stanno lì comunque le loro 7-8 ore, chi ne fa 4, chi ne fa 6, chi ne fa 8, in base a come è strutturato questo call center. Se riescono in una giornata a, chiamiamo, dare una positività, nel senso ho fissato 4 contatti che sono interessati ad essere ricontattati e visitati, in quel caso sono pagati, altrimenti hanno buttato le loro 6 ore, 8-4 della giornata. Cioè non c'è neanche una base? No, perché non ci sono fissi, perché comunque esiste un solo call center ad oggi che conosco io molto bene, perché ci ho anche lavorato, che non è nella nostra provincia ma è in Toscana, che ad oggi, visto che ho una ex collega che è ancora lì, me lo ha detto proprio una settimana fa, ad oggi è l'unico che ancora assume a tutti gli effetti questi ragazzi, e le 7-8 ore che fanno loro a fine mese, che abbiano sviluppato un tot di contatti, un tot di appuntamenti per questi consulenti che girano, comunque loro a fine mese hanno il loro stipendio. Questo è l'unico che io conosco in Italia tuttora ad oggi, perché il più dei call center, e ne ho conosciuti parecchi, fanno solo, appunto, come hai detto tu, a cottimo, nel senso più telefonate fai, più appuntamenti presi o pseudo appuntamenti, perché poi è comunque sempre il consulente che deve sviluppare tutto quello che è il mondo della vendita, e più riesci a portarti a casa la giornata di lavoro, che non è molto semplice al giorno d'oggi. Io ve lo dico proprio perché comunque ci sono ancora all'interno di tutto questo mondo, in un altro ramo, però ci sono ancora all'interno. Sì. Non è... In effetti diciamo che possiamo a volte anche capire, diciamo, lo stress che hanno anche questi lavoratori nel porsi, no? Verso Sì. con le telefonate. Sì. Io sono la prima che, avendolo fatto tanti anni fa, capisco cosa significa chiudere e rifare il numero, chiudere e rifare il numero, e sentirti tanti telefoni sbattuti in faccia, e molte volte sono trattati anche molto male. Sì, è anche vero che anche dalla parte, diciamo, di qua della linea, È diciamo, uno stress. è uno stress anche per chi è chiamato, insomma, perché Assolutamente sì, però alcune volte io penso una cosa, sì, uno stress per chi viene chiamato, perché anch'io ricevo una media di 10-15 telefonate al giorno da questi vari call center, addirittura anche esteri, con numeri sì, esteri. certo.
io penso alle volte potrebbe essere che perdi anche un'occasione, perché magari è proprio un ragazzo che ti propone o ti parla di una cosa che magari potrebbe anche interessarti, ma talmente siamo stressati da tutte queste telefonate che la prima cosa che ci viene da fare non mi interessa, la ringrazio, arrivederci Mm, e chiudi. sì. Ascolta, io ho una curiosità, come Sì, vengono recuperati i numeri di telefono? Perché uno crede, no, siccome una volta c'erano gli elenchi telefonici con i numeri fissi, era facile, sì. ma i nostri numeri di cellulare se li vendono? Chi è che se li vende? Chi se li vende prettamente non te lo so dire agli antipodi chi è, però è una funzionalità nel momento in cui anche su Facebook, per darti un'idea, tu clicchi, ti dicono registrati, metti la mail, metti il cellulare, oramai ha tantissimi canali dove può essere recepita questa cosa, anche perché se tu vai ad optare per una registrazione, per farti andare avanti, cosa ti chiedono? Il consenso. Mm. Il consenso è che tu dai il consenso a utilizzare i tuoi dati per quanto riguarda tutto il mondo della pubblicità, perché Ecco, allora comunque grazie. A me piace molto che tu precisi questa cosa, ne abbiamo parlato anche gli anni scorsi, un ambito un po' diverso, ma ecco, ricordiamoci che non c'è niente di gratuito o no, quasi niente. Ecco, quindi quasi quando noi, per niente. esempio, compariamo i prezzi, no, su qualche motore di ricerca, Sì, molti di noi, non tutti, perché poi c'è chi ha un brutto carattere e non lo fa, ma richiedono il numero di telefono per confermare, no? E dopo esatto. saranno le informazioni sull'assicurazione o su altri prodotti. Assolutamente sì. Allora, come funziona? Quando tu vai ad inserire in qualunque motore di ricerca o in qualunque sfaccettatura che ti chiede una pseudo registrazione, una registrazione, una qualsiasi cosa, vengono create delle liste. Queste liste sono vendute. Queste liste sono vendute perché per un discorso di privacy al giorno d'oggi non sarebbe più possibile effettuare telemarketing, a meno che tu non sei iscritta da qualche parte, tu non sei registrata da qualche parte e queste liste dovrebbero essere filtrate e vendute dal garante della privacy. Mm. Quindi anche qui c'è una doppia sfaccettatura perché molte volte sono filtrate e alcune volte no, però tu le compri, le acquisti, le paghi queste liste. È per quello che magari lo stesso numero ti richiama 20.000 volte perché comunque quel numero ha un costo. Fino a che non riescono a capire, diciamo, a percepire che questo numero deve essere, chiamiamolo, depennato da questa lista, tu sarai continuamente chiamata. Perché non c'è speranza, ok. Esatto, esatto. Questo è il Ma mondo delle ha liste. senso nel mondo di oggi vendere servizi o prodotti in questo modo? Può avere un senso per chi, perché? Allora, prima di tutto siamo in un mondo che siamo sempre di corsa. Siamo sempre di corsa, non hai più tempo di fare nulla e alle volte in questi, diciamo, call center ci sono delle persone proprio create, istruite per aiutarti anche il più delle volte, perché io li capisco tutti queste tipologie di call center. Vengono creati in che modo? Sono comunque propensi a effettuare dei corsi dove gli viene insegnato a chi è al telefono che ti chiama, quali sono le offerte, quali sono tutte quelle cose che magari a noi sfuggono, nel senso tu clicchi in una pagina, vedi l'offerta mega galattica del giorno, ci clicchi sopra ma non leggi mai le sfaccettature più piccole e invece bisognerebbe e bisogna aprirle e controllarle e leggerle e molti di questi ragazzi comunque ti posso anche dire che ovviano a dirti queste sfaccettature più piccole. Da lì nascono contratti che non, cioè, ti hanno venduto una cosa per un'altra. Sì. Sì.
E anche tante volte si presentano col nome della compagnia quando la compagnia stessa ti dice che loro non effettuano chiamate, oppure addirittura Questo, perdonami, sì, questo è un altro ramo, nel senso si presentano con il nome della compagnia perché le compagnie, parliamo più che altro telefoniche, che ti chiamano, sono di XY, sì, senza fare nomi e pubblicità. Loro sono allora in questo caso un piccolo call center all'interno di un'agenzia che può esatto. lavorare per queste compagnie. Mm, Quindi io dico sempre, essendo stata all'interno di questo mondo, che devi verificare effettivamente chi ti chiama o meno, perché le compagnie, se tu metti su internet, sul motore di ricerca, il numero verde di una qualsiasi di questa compagnia, non ti uscirà mai un numero di rete fissa o un numero di cellulare. Ti certo. esce comunque o un numero breve di 4 o 3 cifre o un 800, chiamiamolo così. Questi sono gli effettivi titolari della compagnia. Se vieni contattato da un numero di cellulare o da un numero di rete fissa che ti dice sono di X, no, è un'agenzia che lavora per X. Per... Esatto. In effetti, quando io gli dico no, che agenzia siete, mi buttano giù il telefono. Assolutamente sì. Normalissima questa cosa. Anche proprio oggi a una gli ho detto non mi butta giù il telefono se le chiedo, ma lei come lavora? Come ho chiesto, è stata anche gentile, mi ha parlato un po' del mondo dei call center. Abbiamo fatto una chiacchierata di 10 minuti e di queste se ne trovano poche perché Sì. tanti diciamo che non dico sono truffaldini, ma giocano con l'inganno, che ne so. Mi ricordo di una chiamata che mi diceva che siccome stavano facendo dei lavori del gas sotto casa mia, dovevano trasferire il mio contratto del gas a un'altra agenzia locale per dopo, finito i lavori del gas, di ritornare di nuovo col contratto precedente. Insomma, Hai ammirato la fantasia. cioè, Questa diciamo è una tipologia di telefonata molto in voga in questo periodo, non solo per il gas ma anche per quanto riguarda la luce. sì, anche per la luce, esatto. Per un problema di adeguamento, Sì, di questo esatto. quell'altro, sono il fornitore locale. Il fornitore che tu hai ora non è quello, diciamo, che ti dà la materia prima, ma siamo noi, poi dopo rientrerai, poi farai. Esatto. Hanno un po' di fantasia, si creano queste telefonate con un po' di fantasia. Ora sì. Va bene. Va bene, dai. Allora, in conclusione, stiamo attenti quando diamo il nostro numero di cellulare così un po' allegramente. Niente è gratuito su internet quando ci offrono appunto comparatori di costi o di polizze o di quel che è. E insomma, stiamo un po' attenti ai nostri dati perché sono una cosa preziosa. Esatto. Va bene. Ascolta, Grazie, Raffaella, Raffaella. grazie mille A per voi questa per chiacchierata, avermi invitato. che è stato interessante capire un attimino da dentro come funziona, e abbiamo delle telefonate ormai senza fine. Esatto, senza fine, il brano che adesso ci ascolteremo cantato da Patti. Grazie mille. Buona serata, Grazie, arrivederci. ciao. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine
Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere, senza fine, sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine, senza fine, senza fine, senza fine. Senza fine. Infatti la nostra cantante ci ha cantato la canzone di Gino Paoli e adesso, Rossella, prendiamo la nostra mongolfiera e ci spostiamo più ad ovest, andiamo sulla Lessinia, giusto? Andiamo in Lessinia e precisamente a Erbezza, Erbezza, a bordo Erbezzo. con Erbezzo. Come è chiaro, no, è la prima volta che sento nominare questo posto. E prendiamo a bordo con noi Barbara Crea. Benvenuta a bordo, Barbara. Grazie dell'invito e buonasera a tutte e a tutti. Barbara è una pastora e una casara e quindi ha un po' di pecore, un po' di capre, dico bene, Esatto, sì. e fa dei formaggi che immagino buonissimi. Diciamo che sembra di sì, insomma, vengono apprezzati abbastanza. Ascolta, com'è fare la pastora? È impegnativo, impegnativo, ma anche molto, a me piace, è divertente in certi casi, in certi altri magari un po' meno, però stai all'aria aperta, vivi al ritmo della natura, hai la possibilità di stare al sole, alla pioggia, alla neve. L'altro giorno inaspettatamente fatto 3 giorni di neve, mi han dovuto portare il fieno agli animali in alpeggio. È imprevedibile, È è un lavoro movimentata. No, movimentato, una non ti giornata, annoi, esatto. non ti annoi, c'è sempre qualche imprevisto ogni giorno. Ascolta, adesso ti faccio quella domanda stupida che si fa ai bambini, vuoi più bene alla mamma o al papà? E io ti chiedo, ti piacciono di più le pecore o le capre? A certi giorni le capre, a certi giorni le pecore. Ecco, bello, mi piace questa risposta. Le capre sono un animale molto più, diciamo, rispetto alla pecora è molto più sociale, ha un gruppo, cioè anche fra di loro sono molto, più socievoli, nel senso che interagiscono molto di più e così anche con noi umani. Mentre le pecore, insomma, sono sempre un po' più paurose, un po' più timorose, le sposti un po' più facilmente perché, sono appunto un gregge, sono Ubbidiscono. animali esatto, un pochino più così. Ma La capra è un po' ma più testata. alla sera, quando vai, conti le pecore?
quando vado a letto. Esatto. No, non ho bisogno di contare più di soldi. Dopo che le hai contate tutto il giorno. Dormo uguale, anche se non le conto. L'importante è che so che son tutte a nanna e al sicuro, Ah. ecco. A proposito appunto di sicurezza, quindi cioè i tuoi animali pascolano là intorno al posto dove siete e dopo tornano Noi sì. in una stalla la notte? Sì, noi dal 25 aprile, diciamo a fine metà novembre, siamo in alpeggio, quindi ci trasferiamo un po' più in alto, diciamo, siamo a 1000 metri come col caseificio, con lo stallo invernale, mentre d'estate facciamo tutta la lattazione in alpeggio, ma anche lì hanno, diciamo, un recinto sicuro per la notte, dove c'è anche un carro di mungitura dove le mungiamo alla sera e alla mattina. Un recinto sicuro, invalicabile, insomma, dove siamo Ecco. Invalicabile da chi? Ecco, perché volevamo arrivare a questo punto. invalicabile dai predatori che sono arrivati sui nostri monti, anche sono tornati sui nostri monti E da quindi qualche parliamo di anno ormai. lupi. Di lupi, esatto. L'orso no, perché qua in Lessinia non è una zona molto adatta ancora molto adatta all'orso, ma, i lupi ormai dal 2012 son tornati anche sulle Alpi. Ecco, sì. Però La storica coppia che ormai si è sentita molto nominare, Slavcia e Giulietta, hanno Ok, sì, ne abbiamo parlato hanno anche qui colonizzato. ah? Esatto, loro hanno avuto il loro proprio areale di caccia, proprio attorno alla nostra malga, al nostro alpeggio, quindi anche i nostri cani sono cresciuti un po' con Slavcia e Giulietta. Adesso loro non ci sono più, son morti, ma hanno lasciato degli eredi, ecco. Ok. Ascolta, ma allora, sti lupi, è possibile difendere gli animali o si dà per scontato che alcuni prima o poi finiranno sul piatto di qualche lupo che gira? Allora, diciamo, per noi che abbiamo capre e pecore forse è un po' più un po' più facile rispetto a chi ha bovini. Almeno qui in questa zona è così, ecco. 1 perché magari le pecore, le capre occupano proprio fisicamente meno spazio, quindi fare un recinto per lo stallo notturno è un po' più facile. 2 perché comunque Mhmm, abbiamo cani in Italia o comunque in Europa che si sono mantenuti per la pastorizia, per le pecore, quindi cani da lavoro, da guardiania, che sono i pastori abruzzesi, piuttosto che i pastori dalla Sila, piuttosto che altri tipi di guardiani. La tradizione di allevarli e di tenerli col gregge è rimasta, mentre per i bovini, i cani bovari, si sono un po' persi perché ormai i bovini vengono da decenni allevati in stalla e basta. Sì, sì. Quindi abbiamo, sì, 1 la possibilità di chiuderli di notte, 2 abbiamo dei cani che geneticamente hanno una memoria che gli consente di lavorare con questi animali, quindi per noi forse è un po' più facile, ecco. Facile per modo di dire, perché comunque bisogna esserci, poi Richiede bisogna dire che il lupo attenzione. è comunque un opportunista, perché a me è Certo. capitato, temporale, freddo, in autunno, il gregge non lo trovi tutto, la pecora ha partorito in giro, non la trovi e dici: vabbè dai, proviamo, lasciamola fuori, cosa vuoi fare? Ormai è notte, non vedo più e Infatti non vedo più. non la vedrò mai più proprio così, quindi Ascolta, però parlavi di notte, quindi di giorno, quando le pecore e le capre sono al pascolo, non c'è il problema.
Ma non c'è relativo, nel senso che gli orari di caccia non sono di certo il pieno, cioè non va il lupo a cacciare a mezzogiorno, a meno che non sia affamato, non siano stati giorni che ha piovuto, nevicato forte o insomma condizioni meteo sfavorevoli per uscire durante le sue ore, che sono la notte e la prima mattina, diciamo all'alba, all'albeggiare. Di giorno tendenzialmente anche lui se ne sta un po' in disparte, in tana o nelle aree dove tranquillo, ecco, perché un po' tutti i selvatici anche di notte, soprattutto i predatori, hanno più attività, cioè guardiamo anche i rapaci, cioè hanno più attività notturna che no diurna. Certo. Quindi la notte è il momento un po' più difficile, poi di giorno comunque c'è un po' di via vai, c'è gente che gira, anche noi stessi allevatori siamo un po' più presenti, ecco, di notte dormiamo. Ogni tanto si dorme. Ascolta, ma Possibilmente. e quindi qua l'unica soluzione è farli fuori tutti sti lupi? Penso che sia proprio No. impensabile questa cosa, cioè l'unica soluzione è cercare di conviverci, possibilmente in concerto fra chi vive quel territorio. Perché se lo faccio io da sola è un conto, se lo facciamo tutti è un altro. La convivenza è la condizione a cui non possiamo più scappare, cioè più convivere vuol dire adattarsi comunque all'andamento del territorio, di quel che succede, dell'ambiente, insomma. Quindi mettere in Bisogna atto imparare a conviverci in qualche maniera. Ogni azienda lo deve poter fare, ogni azienda, ogni realtà, anche i piccoli, piccole famiglie che hanno 2, 3 capre, magari per tener pulito il pezzettino di terra intorno a casa. Come chiudiamo le galline nel pollaio, chiudiamo anche gli animali di notte, troviamo la soluzione per che poi può essere diversa anche di anno in anno, per questo a me piace sempre sottolineare la questione adattabilità che dobbiamo avere anche noi umani all'interno delle aree, soprattutto rurali o un po' più selvatiche, selvagge, come può essere la montagna. Adattarsi al momento, al clima, al territorio, insomma è la nostra condizione di sopravvivenza, come animali anche. perché anche gli animali si adattano, no? Cioè, ecco, ricordiamo che i lupi non mangiano solo capre e pecore, anzi credo che sia una parte marginale, no, della loro... Se ne hanno, appunto dicevamo, sono opportunisti, quindi se hanno la possibilità di avere una preda facile, se la prendono, ma altrimenti c'è la loro dieta principale, sono i selvatici, i cinghialetti, i caprioli, cervi, insomma, cervi piccoli, chiaro. Sì. E quindi aiutano anche a mantenere magari un equilibrio degli erbivori, no? Che in certe zone Assolutamente sì, infatti essere a loro quando volta un po' difficili per l'ambiente, no? Come pressione. assolutamente, cioè la natura di per sé non sbaglia, si autoregola. Io ho visto molto prima dell'arrivo del lupo erano aumentati già i rapaci in questa zona, quindi vuol dire che erano aumentate le prede selvatiche, certo non alleviamo topi o No, certo. cose così, quindi Ascolta, ma gli allevatori sono più o meno così sulla tua linea in generale, insomma? beh, purtroppo proprio no. Qua, la questione lupo è diventata da subito una questione politica, quindi c'è stata molta divisione, a parte vabbè, i social che non facilitano la conversazione umana. Anche se io vedo dei post molto belli, ho visto il tuo, ti abbiamo trovata appunto, grazie
ai post che fai, anche di una tua collega che abbiamo avuto già l'anno scorso qui, insomma, quindi se uno ha voglia di leggere, certamente se si cercano solo parole Sì, d'oro. sì, però la questione è che c'è stata una spaccatura, c'è sempre, in ogni questione c'è il pro e il contro. Quindi anche nella questione lupo è stato così, e la maggior parte degli allevatori è andata al contro, anche perché l'agricoltura, la pastorizia vive un momento storico molto difficile a livello economico, e quindi trovare anche dei capi espiatori è un po' necessario, diciamo, anche per darsi. Non è colpa mia, non è che sono io che non sono bravo a lavorare o a guadagnare, è colpa del lupo. No, è colpa del Certo. prezzo del latte. Ma è strano, no? L'agricoltura che è la base, cioè voglio dire, possiamo avere tutte le cose meravigliose che vogliamo, ma se non abbiamo da mangiare, no? Eppure sembra sempre un po' così, sacrificata o messa da parte. È sacrificata, nel senso che non abbiamo un potere contrattuale, cioè noi produciamo, investiamo su un determinato prodotto che può essere l'insalata piuttosto che il latte, e basiamo la nostra azienda su quello, e poi questo prodotto lo dobbiamo vendere, e quando facciamo, non so, 3 chili di insalata al giorno, magari la vendiamo all'interno del nostro territorio. Quando ne facciamo 300 quintali, ci dobbiamo mettere in mano la grande distribuzione, e quindi Certo. cambia tutto. E là il tuo O la potere o la contrattuale di piccolo buttiamo via. allevatore. Scusa? No, dico che a quel punto il tuo potere contrattuale di piccolo allevatore o di piccolo agricoltore va in fumo, no? Con la grande distribuzione, dettano legge loro. Diciamo che se siamo piccoli come lo siamo noi, abbiamo la possibilità di lavorare sul territorio, quindi di farci una rete di consumatori anche fidelizzata, e lavorare in una certa modo. Se l'azienda è troppo grossa, se abbiamo, appunto, stavo dicendo, invece che 3 kg, 300 quintali, comincia a essere diversa la storia. Dove la vendiamo? Dove lo vendiamo 300 quintali di latte se non me lo ritira la Parmalat? I miei 30 litri al giorno è una questione, 60 litri al giorno, 600 quintali è un'altra. Quindi se siamo piccolini e abbiamo la lungimiranza di dire trasformiamo e vendiamo direttamente, è un conto, se no, no. E qui sono Quindi anche i consumatori, no? Che adesso c'è sensibilità, anche se tante volte il chilometro zero diventa un po' così una favoletta, però invece molte volte sono effettivamente prodotti localmente, no? Quindi anche i consumatori, c'è più sensibilità adesso, no? Anche per i prodotti. noi come azienda, per esempio, fin dall'inizio, quindi 18 anni fa, abbiamo deciso, in quanto tali, di rivolgerci ai consumatori dei gas, dei gruppi di acquisto solidali. E quindi abbiamo questo canale di vendita che è ottimo, nel senso che Sì, ormai perché è sono tutti continuo, clienti esatto. continui, fidelizzati, che conosci, ormai sono amici, non li chiamiamo più neanche consumatori o clienti, li chiamiamo coproduttori, perché basiamo un po' la nostra produzione anche su quello che sappiamo che loro chiedono. E quindi è tutta un'altra storia. Mentre quando hai una stalla da 100 vacche, come 70 vacche, come la maggior parte delle stalle qui intorno a noi, è diverso. Ormai nessuno ha più convenienza a mungere in alpeggio, come facciamo noi. Le vacche si mungono in stalla, in alpeggio ci porti gli animali più piccoli, quindi da questo anche la gestione lupo diventa difficile, perché questi sono liberi tutta la notte, nessuno che li custodisce,
e quindi sono più facili E prede, quindi quindi abbiamo avuto sembra una questi tavola numeri giganti apparecchiata. negli ultimi anni, esatto, supermercato aperto, tavola apparecchiata, insomma, il lupo E giustamente mangia. si serve, cioè. Esatto. Va bene, vabbè, Ecco. complimenti per il vostro lavoro, perché credo che sia un lavoro prezioso e fortunati i vostri I- possono mangiare le cose buone che fate, perché poi ricordiamo i piccoli produttori hanno anche più controllo sulla filiera, no? Quindi sulle cose Certo. che producono, sulla qualità. Sì, sì. Noi pur lavorando a Boh. latte crudo, cioè lavoriamo latte crudo, e cioè, avendo una piccola quantità riusciamo a gestirla molto più facilmente, cioè sappiamo, non so, questo giorno questo formaggio questo latte potrebbe essere un po' più inquinato rispetto, lo facciamo stagionare, non lo vendiamo, cioè abbiamo più adattabilità, è sempre questo principio Certo, che è una ricorre parola comunque. magica. Secondo me sì, ecco. Grazie mille Bene, Barbara. Di niente, grazie grazie a voi. mille e buon lavoro. Perché... Buone Grazie a voi. passeggiate. Vi aspettiamo a trovarci in Lessinia. volentieri. Magari. Grazie, Grazie a buona te, serata a buona Bocca al tutti. lupo, serata. ciao. In bocca al lupo. Amarsi un Viva il po'. Amarsi un po' è come bere, più facile è respirare, basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai impaurire, no, no, amarsi un po' è un po' fiorire, aiuta assai a non morire, senza nascondersi, manifestandoci si può eludere la solitudine, però volersi bene, no, partecipare è difficile, quasi come volare, ma quanti ostacoli e sofferenze poi, sconforti e lacrime per diventare noi uniti, indivisibili, vicini ma irraggiungibili. Da-da-di-da, 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 da-da-di-da. Ma quanti ostacoli e sofferenze poi, sconforti e lacrime per diventare noi uniti, indivisibili, vicini ma irraggiungibili. Amarsi un po',
di Scanferla con noi e ora passiamo al nostro ultimo ospite di questa sera perché Pierina, che doveva esserci anche lei per parlarci di musica e di musical, è ammalata, quindi non riesce a partecipare. Però abbiamo con noi Rossella. Scusate un attimo, scusatemi un attimo, avevate tutti i microfoni spenti. Quindi Perfetto. rifacciamo. C'è stato un buco che tutti hanno sentito il buco, quindi Rossella, ricominciamo, siamo a Padova. Ricominciamo, svolazziamo a Padova, Sì. prendiamo a bordo della nostra mongolfiera il professor Sandro Botticelli, benvenuto a bordo. Grazie. E buonasera. Che appunto stavamo dicendo quando tutti i microfoni erano spenti, quindi ha lavorato per alcuni anni al carcere, ai Due Palazzi di Padova, ma siccome si fa un po' fatica a lasciare quel Il posto carcere. ecco, e c'è tornato da volontario e quindi vogliamo farci raccontare un po' la sua esperienza. Sì, allora io ho cominciato a lavorare in carcere come insegnante nel 2012, dove ho conosciuto anche Rossella, e fino al 2019, poi sono andato in pensione, però ero stato colpito un po' dalla rete di relazioni che si può coltivare e anche sviluppare in carcere, quindi avevo interesse a continuare. Mi sono posto però un problema e qui mi riallaccio un attimo a quello che ha detto la Casara di prima, che non mi ricordo come si chiama, e che parlava di volontari, no? Ecco, nel caso suo il volontario ha una funzione interessante, sono ragazzi giovani che andavano a aiutare, eccetera. Nel caso nostro, quando si lavora in strutture pubbliche in qualche modo, mi sono posto un problema, perché è diverso, no? Completamente diverso, cioè fare il volontario che significa e quali conseguenze può comportare. Quale rapporto ho con chi lavora ancora come personale dipendente, eccetera, no? Cosa devo fare io come, chiamiamolo volontario, in modo da non sovrappormi e non sostituirmi a chi lavora, no? Perché il volontariato in certi termini, quando si fa il volontariato nelle strutture pubbliche, può essere anche pericoloso. Pericoloso nel senso che può togliere posti di lavoro. Quindi ho detto, nel momento in cui lo faccio, devo capire anche che cosa voglio fare, proprio per non danneggiare eventuali persone che potrebbero essere assunte. Quindi il riferimento è alle attività, no? Le attività devono andare avanti anche senza i volontari. I volontari hanno il compito di renderle migliori, perfezionarle, no? Ma non possono essere i volontari coloro che rendono possibili determinate attività. Ci deve essere sempre un impegno da parte dello Stato, del Ministero, delle attività, eccetera. Per cui bisogna stare molto attenti, no? Perché il volontariato può essere una cosa molto bella, ma può diventare anche dannosa. Quindi c'è una linea sottile che non va mai superata. Io proprio più che altro perché volontariato dico faccio attività politica e sottolineo il termine politico perché contrariamente a quello che spesso si pensa, politica è una delle cose più alte che si può fare come relazione umana, no? Cioè la polis, quindi il senso di collettività. Cioè se io lo faccio è perché attraverso la mia attività voglio sviluppare una coscienza collettiva. Anch'io cresco come coscienza collettiva confrontandomi. Quindi politica in questo senso, che non ha niente a che vedere col partitico e che spesso viene confuso, no? Assolutamente, cioè proprio attività politica significa per me, e credo anche in assoluto,
uno sviluppo di una coscienza collettiva e cercare di migliorare il vivere insieme. Questo è il significato di politica, che non ha nulla a che vedere con la partitica, diciamo. Detto questo bel cappello introduttivo, cos'è che faccio io nello specifico? Io lavoro tra l'altro in collaborazione con una cooperativa, si chiama Cooperativa Altra Città, e con un'associazione Granello di Senape, entrambe attive all'interno del carcere. La Cooperativa Altra Città ha anche dei laboratori per cui fa assemblaggio dal lavoro, oltre che occuparsi di biblioteca. E il Granello di Senape è famoso per la rivista Distretto Orizzonti, edita dagli stessi carcerati, e si occupa comunque di relazione all'interno del carcere e di giustizia riparativa. Ma senza stare a dilungarsi su questo, io personalmente, oltre che a occuparmi della biblioteca, cioè stare lì e consigliare, orientare le persone su quello che vogliono leggere, possono fare, mi occupo soprattutto del rapporto con la componente straniera. Sono molti gli stranieri, Sandro? Sì, sono più della metà. Più della metà. Sì. E grosso modo sì, con una componente elevata magrebina, dove per magrebino intendo dalla Tunisia e il Marocco, perché Algeria, in Italia algerini non ci sono praticamente. Evidentemente vanno in Francia, poi rumeni, moldavi, albanesi e poi tanti italiani. Attenzione, perché i delitti più efferati non sono appannaggio degli stranieri, cioè, questo mi va ricordato, perché contro chi fa tanti discorsi riguardo agli immigrati, e se poi andiamo a vedere, lì ci sono un penale, il carcere dei palazzi. Penale significa con pene da 5 anni in su, anche se ultimamente stanno facendo un po' di confusione, mandano gente anche con 2 anni, eccetera. Comunque, di per sé una reclusione si chiama meglio ancora. Lì se si guarda anche tutti i vari femminicidi che ci sono, e mi sembra che la componente italiana sia molto sostanziosa, per cui attenzione a pensare che l'immigrazione porti delinquenza, non è assolutamente vero. E quello che succede è che chiaramente ci sono persone che per vari motivi si sono trovate a delinquere, e chiaramente per questo giustamente vengono perseguite, che è giusto, insomma, no? Chiaramente non è che dice bravo, buono, ma ci sono delle condizioni che favoriscono tutto questo, a cui si dovrebbe porre rimedio, ma non nel senso di respingimento o altro, semplicemente per migliorare la situazione di tutte e tutti. L'atteggiamento mio dentro il carcere, non solo mio, ma di tutti quelli che ci lavorano, perlomeno di chi fa il volontario o la volontaria, è di non pensare al reato. Cioè io non mi interesso del reato. È impossibile. Sì. Esatto. C'è chi giudica già il reato, non è compito nostro, no? Cioè, quindi quella è una cosa che non ci riguarda. Una persona è persona a 360 gradi. No? Anche perché comunque ci ha già pensato. Esatto. C'è stato tutto un percorso. Devo dire che secondo me, infatti, gli insegnanti sono anche privilegiati, no? Nel senso che possono interagire con queste persone detenute e non devono assolutamente farsi carico o comunque tenere in considerazione appunto i reati, no? Ed è una situazione molto particolare che non... partendo poi dal presupposto che appunto una persona, una, non è il suo reato, due, una persona è fatta a 360 gradi, no? Quindi io entro in contatto con alcune parti di quella persona e quella persona entra in contatto con me con alcune parti di questa. No? Per cui, e poi appunto è un problema di competenza, non è mia competenza valutare il reato, non è compito mio, cioè c'è già chi l'ha fatto, come dice Rossella, no? E questa è una cosa importante, cioè
perché vedendo i social tutti parlano su tutto, blatano, come se fossero competenti su ogni cosa. Un po' di modestia forse sarebbe più necessaria da questo punto di vista, no? Un esame di quelle che sono le proprie competenze e i propri saperi, su quella base relazionarsi con le persone. Quindi nel caso mio, deliberatamente io non mi voglio intendere di realtà processuale né altro, non vado per quello e conseguentemente non giudico, c'è già chi lo fa in questo senso, no? Per cui il fatto che ci siano molti stranieri è un discorso complesso, ma è sempre successo con l'immigrazione, anche quando gli italiani andavano in America del Nord e in America del Sud. Certo. Nel Vabbè, il momento in discorso è cui effettivamente molto complesso. Ascolta, tornando invece alla tua attività, abbiamo visto anche una locandina in arabo e in italiano, tra l'altro. Sì, quello è un progetto che portiamo avanti a livello nazionale, quindi è presente in altre carceri, Regina Coeli, Casal del Marmo a Roma, Sollicciano a Firenze, poi adesso si stanno aggiungendo via via altre carceri, che parte da Tunisi. In Tunisia è una blogger che ha partecipato alla rivoluzione dei Gelsomini, quella che ha portato alla destituzione di Ben Ali nel 2011, Lina Benhenni, si era prefissa come intenzione quella di diffondere la cultura nelle carceri tunisine, allora poi piene di oppositori politici. No? E quindi ha cominciato a diffondere libri da trovarli, da raccogliere in tutta la Tunisia e di mandarli. Dopodiché questa cosa si è estesa anche fuori, cioè, no? Per cui adesso questa associazione, Lina Benhenni, che fa capo a questa persona, insieme all'associazione italiana Un Ponte Per, prendono i libri che arrivano dalla Tunisia e li distribuiscono nelle varie carceri italiane. E sono tutti rigorosamente laici, cioè lo scopo dell'associazione di Benhenni tunisina era quella di diffondere la laicità, proprio quindi prendendo libri rigorosamente di contenuto laico in modo da far conoscere questo tipo di realtà agli stessi tunisini, no? Che magari, se non di cultura, non conoscevano la loro ricca cultura a livello anche letterario, eccetera, no? E poi di farla conoscere altrove. Per cui lo scopo di questo progetto, che si chiama Kutub Hurra, che vuol dire libri liberi, è proprio quello di far conoscere la cultura araba da un punto di vista laico, cioè il messaggio è questo, non c'è soltanto l'integralismo religioso, c'è molto di più. Certo. Per cui noi leggiamo allo stesso tempo. In questo progetto tu quindi ti occupi di fare che cosa? Sì, noi scegliamo i testi e li scegliamo da leggere sia in arabo che in italiano lo stesso, in modo che, perché il gruppo è aperto a tutte e tutti, non soltanto alle persone arabofone, le leggiamo insieme. Abbiamo letto la prima volta un libro di Kanafani, che era uno scrittore palestinese, di Jalfi Shams, che parla cioè sarebbe Uomini sotto il sole, che parlava insomma, dei profughi palestinesi negli anni 60 che allora emigravano in Kuwait, nei paesi ricchi, degli arabi ricchi, che purtroppo finisce tragicamente, ovviamente c'era, quindi i profughi cercavano clandestinamente di andare in questi posti, e lì ha fatto nascere un dibattito, no? Anche perché poi alcune delle persone che erano lì condividevano, anche se 50 anni dopo, un percorso analogo, non verso i paesi arabi ricchi, ma verso l'Europa, come succede in gran parte adesso. No? E quindi poi lo leggiamo, anzi leggono loro, sia in italiano che in arabo. Abbiamo una mediatrice arabofona che ci aiuta, e adesso stiamo leggendo delle commedie, e poi quando ci sono delle ricorrenze facciamo anche una festa. E sono partecipati questi incontri? Sì, ci sono circa una ventina di persone che partecipano al gruppo. All'inizio era un po' più difficile perché era una cosa nuova, no? Poi dopo invece c'è quasi una costanza in questi incontri di persone che sanno già che ogni 2 settimane c'è questo appuntamento, insomma. No? Abbiamo visto anche un film in arabo,
va bene, con i sottotitoli, per cui partecipano anche italiani, rumeni, eccetera. Ovviamente la maggioranza sono arabofoni, ma lo scopo è proprio quello di conoscersi. Certo. E quindi che fa parte anche di un percorso, diciamo, chiamiamolo riabilitativo, anche se non è una parola proprio giusta, ma insomma, nel senso perché è un percorso, insomma, ecco, cioè che quello porterà le persone a uscire da lì, insomma, ecco. Beh, insomma, complimenti. Questa è una delle tante attività in realtà che ci sono ai Due Palazzi, no? E per certi aspetti sempre un carcere, però insomma almeno a me è capitato più di una volta che i detenuti mi dicessero che era un hotel a 5 stelle in confronto ad altre strutture dove erano stati. È vero, perché ecco, in questo senso è vero anche perché c'è molto volontariato. Padova è famosa per questo, come sapete, no? È stata anche la capitale del volontariato nel 2020. Ogni anno c'è la capitale europea del volontariato. Purtroppo le è andata male a Padova perché le è capitato nel 2020. Quindi tutte le manifestazioni correlate che erano previste per il 2020, no? Erano previste tantissime cose, spettacoli, commemorazioni, e ovviamente, come ben sapete, sono state proibite perché erano del Covid. Quindi purtroppo poi l'anno dopo è passata a Berlino e quindi purtroppo Padova è stata... Però insomma è la testimonianza di una realtà molto viva, sì. È pieno di attività, no? Su quello senz'altro. Insomma, ecco, su quello. E chi fa attività oppure chi lavora non recidiva mai. Generalmente sono le persone o meno. Ci sono un sacco di statistiche, molto meno. Mi ricordo che ho visto anche recentemente statistiche chiarissime su questo, no? Perché Esatto. se uno rimane chiuso in cella e ha il vuoto, perché io mi ricordo, insomma, no, che mi dicevano sono giornate vuote, me lo scrivevano tantissimo anche. No? Quindi invece così, tra l'altro molti imparano anche un lavoro, insomma. Per cui... Sì, esatto, perché altrimenti uno accumula rabbia, no? Accumula, per cui di conseguenza, e invece il lavoro poi è la cosa più importante, no? Perché chiaramente ti dà un senso di partecipare, anzi aiuti volendo anche fuori, la famiglia se ce l'hai, insomma è una cosa, e la scuola, che ovviamente non sto a ripetere, ma direi che è fondamentale, no? Più ancora di tutto il resto, insomma. Cioè, queste sono le due attività, insomma. Lì c'è la famosa pasticceria Giotto della cooperativa World Crossing, no? Che fa i panettoni, le colombe, eccetera. Poi il call center, che è la cooperativa Giotto è il call center, quindi a volte quando uno chiama a Padova uno fissa un appuntamento con la ULSS e a me rispondono dal carcere. Insomma. E te ne accorgi subito perché sono gentilissimi e erano così. Cioè, No, fanno un tirocinio, cioè fanno una preparazione molto seria e un tirocinio molto, perché chiaramente devono saper gestire la relazione, no? Che magari c'è la signora è anziana che insiste, dopo 3 ore vuole sempre il tuo appuntamento dopo un giorno, invece ce l'ha dopo un anno. Devi saper gestire questo tipo di, non puoi mandare né a ramengo né essere troppo stati lì. Quindi non è facile, è un lavoro difficile col center. Per questo, per cui, e quindi vabbè, queste attività qui sono importanti, insomma, da questo punto di vista. Per me è un viaggio, un viaggio anche meno da quando sono in carcere, perché viaggio con loro. Insomma, sì, un'esperienza molto intensa, insomma, sì. E comunque, appunto, ripeto, nella distribuzione italiani stranieri, sì, ovviamente, però poi i reati più gravi non c'è più questa differenza fra italiani, cioè sono i reati minori, insomma, i reati minori. Appunto, abbiamo citato e potrei continuare a citare tanti italiani e nostrani, diciamo, no? Lì presenti, per cui sui reati gravi. Per cui... Sì, abbiamo avuto anche qualche esperienza un po' difficile, devo dire, ecco. Sì, no, certe cose bisogna sapere anche tante volte. Ti ricordi quando noi eravamo lì durante poi abbiamo avuto il Covid lì dentro, insomma ci sono state varie situazioni. Sono morte anche persone.
per il Covid naturalmente. Per cui, Certo. comunque questa è la realtà e d'altra parte chi è che lo diceva? La civiltà di un popolo si vede da come tratta le proprie carceri. Già, È una situazione, non mi ricordo più chi l'aveva detta, ma insomma già, anch'io in questo momento. è Va una bene, cosa. grazie per la tua Io testimonianza ti e, ringrazio anche per avermi contattato. e Ti buon saluto lavoro. tutti e tutti. Grazie mille. Grazie mille Sandro, Grazie. 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 Ciao. Ciao. Tu che mi hai preso il cuore, Patti. Tu che mi hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Te o nessuna mai più ormai per me. Come il sole sei tu lontan da te, e morir d'amore, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Che m'hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, 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 non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Te o nessuna mai più ormai per me. Come il sole sei tu lontan da te, e morir d'amore, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Tu che mi hai rubato, mi hai preso il cuore, da Patti, l'ultimo brano di questa puntata, la 29esima. Rossella, abbiamo finito anche Sì, per perché oggi. non siamo riusciti ad avere anche oggi un aggiornamento da Gaza, perché proprio a Khan Yunis, che è
cittadina dove vive Sami è stata bombardata oggi abbastanza pesantemente. Non è molto chiaro per quale motivo, ma ogni tanto, anche se in teoria la tregua è in corso da molti mesi ormai, ogni tanto ci sono dei bombardamenti così random, giusto per ricordare chi comanda. E quindi Sami aveva altro da fare, insomma, sono stati molti feriti. E nel frattempo le barche della flottiglia che erano in acque internazionali sono state assalite Fermate come i veri pirati, come i veri pirati. Le persone a bordo prese e adesso portate stanno a via. Ashdod. Ma È abbastanza- ho sentito che le barche lasciate alla deriva che vanno, sentivo oggi su un giornale radio. Certo, perché così infligge anche un danno economico. E, sai, tutto fa brodo, si diceva una volta, no? Fra le persone fermate c'è anche un deputato del Movimento 5 Stelle che sta navigando anche lui verso Ashdod, e c'è la sorella del presidente irlandese, cioè ormai proprio. E tutti quanti ci chiediamo, siccome queste barche erano in acque internazionali e ben distanti, tra l'altro ancora dalle coste, Sì, erano al largo di Cipro. con quale diritto, con quale fondamento avvengano questi atti di pirateria internazionale, nei confronti dei quali, insomma, non è che abbiamo sentito, almeno in Italia, alzarsi voci così particolarmente da parte del governo, no? No, ma neanche dalle altre parti, a parte la Spagna, ma c'è un silenzio da parte dei governi di questa Europa poco C'è un europea. giochetto facile che si può fare, no? Cioè proviamo a mettere al posto del nome Israele il nome di qualunque stato al mondo a scelta, no? Che fa queste cose. E forse la reazione sarebbe un po' diversa. Sicuramente. Va bene. Allora, chiudiamo. Ricordo che mercoledì, quindi domani c'è la nuova puntata di Perseghi. Questa volta sarà un speciale elezioni di Venezia. Ci sono 3 candidati che delle varie posizioni, chi nelle circoscrizioni, chi in consiglio comunale. Vabbè, insomma, abbiamo fatto un programma un po' così per animare un attimino il clima elettorale di Venezia. Si vota il 24 e il 25. Basta, mi pare, no? Andiamo tutti a votare, Andiamo a tutti quelli che ne votare. hanno diritto, perché è un esercizio di democrazia. Votate quello che volete, però votate giusto. Possibilmente quelli bravi. Votate giusto. Possibilmente quelli bravi. Come si diceva. Ok, grazie a Bene, tutti. andiamo con la sigla e ci sentiamo Avete ascoltato Il martedì Giro del prossimo. Mondo in 80 giorni, a Ciao. cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.